Il nuovo plesso del liceo Giorgione di Castelfranco, intitolato a Tina Anselmi, è la prima struttura nella sua città natale che porta il nome della prima ministra donna della storia della Repubblica, firmataria della legge che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. È un momento che chiude un cerchio anche rispetto a questo istituto, dove abbiamo consegnato come provincia le chiavi all'Istituto Giorgione, al Nightingale, un paio di settimane fa, e quindi un cerchio che si chiude positivamente. La decisione è stata presa all'unanimità dal collegio docenti e dal consiglio d'istituto a conclusione di un percorso che ha ricordato Tina Anselmi non solo per il suo impegno politico, ma anche in quello di educatrice. Abbiamo voluto invitare appunto la famiglia Anselmi per condividere con loro questo momento simbolico, anche per dare appunto alla scuola l'importanza che la scuola stessa ha, una scuola pubblica, una scuola libera appunto, così come lo era Tina Anselmi. E per le sorelle e la nipote presenti alla cerimonia, l'intitolazione del liceo è motivo di grande orgoglio. Anche perché lei per i giovani ha sempre dato tutto, fino all'ultimo momento delle sue facoltà, diciamo prima della sua grave malattia. Lei si è sempre occupata tanto dei giovani e si preoccupava che i giovani portassero avanti il suo pensiero, perché diceva non c'è futuro se appunto i giovani non sanno com'è stata la storia e non ripetono gli stessi errori che sono stati fatti quando lei era ragazza. Intitolarle una scuola è il più bel modo per ricordarla, dice la nipote, che porta nel cuore l'insegnamento della zia Tina Anselmi. L'insegnamento di conoscere, di ragionare e di scegliere, e lo ricordavo anche oggi appunto un suo discorso in cui diceva, ricordando appunto il precetto fascista, credere, ubbidire, combattere. Mia zia diceva non dobbiamo credere, dobbiamo ragionare, non dobbiamo ubbidire, dobbiamo scegliere. Ecco, questi sono insegnamenti che hanno, diciamo, formato me e mi auguro che continuino a formare tanti altri giovani.